Eccoci! Oggi iniziamo il grande anello dei Sibillini. Siamo a Questo è il nostro... Fiastra, Sì, prima tappa. prima tappa Fiastra, Sassotetto, Sì, del nostro primissimo cammino. Zaino pieno. Il mio non so quanto pesa, il tuo non lo 12 so, kg tipo. mi sta uccidendo Ieri che già. l'abbiamo pesato era 10, però poi abbiamo aggiunto delle cose. No, si muore, è pesantissimo. Ma vabbè, dai, ce la facciamo oggi 13 km di Sassotetto e dormiamo al rifugio La Capannina stasera, quindi ci aspetta una bella mangiata stasera, non vedo l'ora. Va bene, sei pronta? Sì. Ok. Guarda quanto è veloce! Una breve sosta dopo una salita devastante all'ombra, anche perché ora finisce il bosco e ci aspettano, quanto meno di livello ci aspettano, almeno 600 metri o meno di salita ancora sotto al sole, quindi conviene riposare un attimo, beviamo un po' d'acqua e poi siamo pronti a ripartire. Qui insomma è pieno di daini, una cosa bellissima, ne abbiamo già visti 3-4 e siamo solo al primo giorno. Comunque dicevo che dovrebbero essere solo 2 ore, però vedremo, magari per lui sono 2 ore. L'importanza di un ago, del filo e del saper cucire in montagna. Zaino distrutto. Perché questo non va bene. Che cos'è? Eh? Meritato riposo. Siamo a un chilometrello dalla baita. Siamo pieni di ragnolo, sdraiarci un po'. Sì. Prendere un po' di aria soprattutto. Comunque fa troppo caldo, bisogna partire molto presto. Mi stai tagliando? Sorry. Massimo alle 4, 4 e mezzo secondo me. Prima che il sole sorga. 4:30 di mattino. Sì, penso che ci toccherà. Ma ti sei bruciato, guarda! Donde? Ti sei messo male la crema, qua. Ah, vabbè, sì, grazie. Ah, Va bellissimo bene. comunque. Bellissimo. I pani di Aragnolo sono sempre meravigliosi. Acqua. Quindi siamo arrivati, siamo alla baita La Capannina e qui c'è una pace assurda, molto molto bello. Sono veramente stanca, Matteo si sta facendo già la doccia, poi cuciniamo perché qui c'è anche la pizza, sì, qui c'è anche la cucina e ci siamo portati le cose che si possono preparare velocemente e poi dormire come se non ci fosse un domani, perché domani c'è e domani sarà di nuovo stancante. Cosa ci cucina lo chef? Riso alla zucca
e noodles in salsa teriyaki con pollo. Tutto bricotto. No, l'ho portato tutto il cibo nello zaino. Pollo, Tutto ci zucca, zucca abbiamo. intera. È vero, me lo ricordo. È quello che pesava così tanto. Io sono chef come si deve. Dai, meno male che almeno la prima sera c'è questa cucina, quindi ci cuciniamo queste due cosette. Si è attaccato. Gira, gira, così non ti si attacca. Ecco la vista. Wow, che bello. Almeno ora non fa più così caldo. Buon appetito. Ma assaggiare? Bene, dai. Mi ha Dai, frenato assaggia, indietro. assaggia. È buono?